Con il servizio del numero 11 Alex Grozdanov, va salto flot su Asparuhov. Saita inizia servendo Takashi che non passa. Takashi va su Magalini, spirito, primo tempo di cortesia che chiude il primo parziale 25-21. Alla sinistra di Magalini, palla a filo, spirito contrasto con Desmet, chance affidata al numero 19 che si sta prendendo sulle spalle tutta l'importanza. La prima chance di cambio palla parte del servizio di Zoppellari. Flot, spirito va in 4 da Mozic, murato da Tommaso Guzzo, 24-18, che prova a finire in crescendo questo set per avere un po' più di entusiasmo. Zoppellari stavolta cerca Mozic, la palla va in 4 dallo stesso Mozic, murato da Padova, dal muro a 3 di Guzzo. Prendersi il peso di questo attacco molto importante. Zoppellari su Mozic, palla alta, staccata, spirito, va da Mozic che senza rincorsa non forza, appoggia sul muro, Gaggini va da Keita, mani out, 25-22. Servizio ancora di Volpato, questa volta cambia e va su Magalini, palla dietro, ancora da Keita, al muro ottiene, free ball praticamente per Verona, palla in testa, Mozic! Gaggini, grande risposta, Pipe appena chiamata da Mozic, il punto. 23-18, Stoicev non si dà pace sul servizio di Gardini, serve su Gaggini, Keita come può per Mozic che non forza, free ball appoggiata da Cannella, Saita in 4 da Takashi, diagonale vincente, piuttosto rognosa per la squadra di Cuttini, va a cercare Takashi che si prende molto campo e riceve bene, Pipe per lo stesso Oran Takashi. Al servizio Sapotkov, forte su Zenger, palla staccata da rete, in 4 da Takashi, mani out, vincente. Rafa flot su Zenger, palla staccata da rete in 4 da Takashi, parallela vincente. Takashi si prende la responsabilità, chiude il punto. Forte, palla staccata, va in seconda linea da Sapotkov, il muro tocca, Zenger prova ad arrivarci ma non può tenere questa bordata di Sapotkov sulle mani del muro. Il patto va flot su Mozic, ricezione fuori dai 3 metri, seconda linea sempre per Sapotkov, colpisce, estende Guzzo, 16 pari, 17-16. Salita flot, battuta molto comoda su Grozdanov, spirito va in 4 da Sapotkov, mani out su Guzzo, 3 match point su 3 annullati. Ancora fortissimo su Zenger, ricezione sul soffitto, Eis, 19-17, 3-2 per Verona. Padova muove la classifica, si porta a +2.